Bentrovati la versione serale di Parliamone, il telegiornale Parliamone di sera, il telegiornale dei giornali del Friuli Venezia Giulia. Di sera invece abbiamo anche la compagnia dei siti web, in particolar modo la compagnia di tutti i siti, sia del Piccolo che del Messaggero, ma anche di Repubblica, Corriere e altre notizie che vengono magari all'ultimo minuto. Siamo in diretta, come potete vedere, ma tutto questo comincia come al solito dopo la Eccoci qua, l'appuntamento è serale, alle 10 di mattina cominciamo la giornata con Parliamone e alle 10 di sera all'incirca. Oggi abbiamo fatto un po' di ritardo perché ci mancavano delle notizie. Parliamone di sera, notizie dei giornali, dai siti web del Friuli Venezia Giulia, ma anche dai principali siti nazionali. Abbiamo per la regione abbiamo il Messaggero Veneto che fa una bella domanda: come sarà il mondo dopo il coronavirus? Peggiore, migliore, cambierà? Sicuramente tirerà via delle brutte abitudini, questo sì. E ci sono degli scenari, ecco la domanda: come sarà il mondo dopo il coronavirus? Ecco i 4 punti su cui lavoreranno gli esperti per il post pandemia. 1. Il virus è ancora sugli oggetti di plastica, metallo o sulle superfici? Scoprirlo, ecco qua c'è il banner di Confindustria Alto Adriatico, uniti ce la faremo perché insieme è più futuro, e ha perfettamente ragione. Dicevamo, uno dei punti che il Messaggero dice: il virus è ancora sugli oggetti di plastica, metallo o sulle superfici? Scoprilo con un semplice test. Poi abbiamo la piantina: positivi in quarantena, guariti e decessi, e come si muove il contagio in Friuli Venezia Giulia, i dati della protezione civile comune per comune a oggi, e poi cosa si prova fisicamente quando si è infetti da coronavirus, dal contagio alla guarigione. L'ultimo è una task force della regione a lavoro per le linee guida sulla riapertura. Oggi il numero di contagi sale di poco, 17, 2 le vittime. E a questo punto direi di andare a vedere i numeri, li abbiamo detti prima, però diciamo che altre cose si possono sapere per quanto riguarda la task force, o cosa si prova fisicamente quando si è infetti da coronavirus. La febbre a 39 senza tregua, il respiro corto e la stanchezza, ma soprattutto la sensazione di non riuscire a riempire i polmoni. Il calvario del Covid visto da Mauro Vigentini, consulente finanziario di 38 anni, in questo caso in provincia di Bergamo. Andiamo a vedere adesso un'altra situazione, è di qualche minuto fa la notizia, se noi siamo in diretta saranno state sono le 10:18, 10:10, sì. Fanpage pubblica questo post: in Gran Bretagna via la sperimentazione del vaccino sull'uomo, a settembre già disponibile. A riferirlo è stato il ministro della sanità britannica Matt Hancock, spiegando che i primi test sull'uomo prenderanno il via giovedì prossimo. Il vaccino protagonista della sperimentazione umana è stato sviluppato dagli esperti dell'Università di Oxford, secondo i quali le prime dosi potrebbero essere disponibili per l'uso entro l'autunno di quest'anno. Questo è quello che scrive Fanpage. E ancora 2 o 3 righe: via la sperimentazione del vaccino contro il coronavirus sull'uomo. L'annuncio è arrivato oggi dal Regno Unito, dove i primi test prenderanno il via giovedì prossimo. Questa è la notizia che Fanpage ha messo in prima pagina per quanto riguarda il coronavirus, un eventuale come possiamo dire, vaccino. Rimaniamo in Inghilterra, ma andiamo con il Corriere della Sera, Corriere.it, che oltre ad avere altre notizie dice esteri, e appunto restiamo in Inghilterra. Coronavirus a Londra, il Parlamento diventa virtuale
sedute con Zoom in aula a Westminster fino a un massimo di 50 deputati seduti ad almeno 2 metri di distanza tra loro. Tutti gli altri partecipano collegati da casa via internet e c'è la figura di una persona in collegamento con il Parlamento, con Westminster. Qualche riga, soltanto la peste nera del 1349 era riuscita a bloccarne i lavori. Da allora la madre di tutti i parlamenti, la Camera dei Comuni di Westminster, ha resistito a ogni avversità, dal grande incendio del 1834 ai bombardamenti nazisti della seconda guerra mondiale. Ma adesso è diverso, il coronavirus è un nemico invisibile che ha richiesto misure eccezionali e allora anche il Parlamento britannico si adegua e da oggi diventa una camera virtuale dove le sedute si svolgono via Zoom. Penso che avranno preso le loro precauzioni, perché sapete che Zoom è diciamo l'applicazione per videoconferenze, per chiamate a distanza, per videochiamate più famosa al mondo in questo momento. Anche la società ha avuto un grande rialzo con le azioni, però il governo americano e Google e altri non vogliono usare Zoom perché dicono che ha delle falle e che dei dati, alcuni dati potrebbero essere rubati. Quindi staremo a vedere, ma se l'hanno fatto molto probabilmente ci saranno dei buoni motivi. Andiamo a vedere, torniamo in Italia e anche qua la notizia è sulla Germania. La Germania, ecco, questa è una istituzione, ve la segnalo perché anche in Germania hanno dei problemini. Secondo la Repubblica.it, Oktoberfest, la Germania lo cancella per il coronavirus, o si fa per bene o non si fa affatto. Non è la prima volta che il Festival della birra a Monaco di Baviera viene annullato per un'epidemia. Nel 1854 e nel 1873 fu il colera a fermare la festa. Niente Oktoberfest, il rischio è troppo elevato. Il governatore Markus Söder ha appena annullato causa coronavirus la festa popolare più famosa nel mondo. Troppo complicato, ha spiegato il leader cristiano sociale, mantenere le distanze di sicurezza, il Wiesn, come lo chiamano i bavaresi, impossibile imporre le mascherine, come fai a avere? Anche ipotesi di feste più ristrette sarebbero state scartate. Il Wiesn o si fa per bene o non si fa affatto, ha dichiarato Söder. Quindi niente Oktoberfest, come sapete che 99% a Gorizia non si farà a Gusti di Frontiera. Adesso non so le altre manifestazioni, so che Pordenone Legge in regione è stato spostato, ma comunque c'è la tentazione, la tendenza a farlo e quindi staremo a vedere. Andiamo sul discorso dell'informativa di Conte di oggi, sempre dal Corriere della Sera nelle pagine della politica, e il Premier ha detto coronavirus, l'informativa di Conte, mascherina a distanza fino a che non ci sarà un vaccino. L'informativa del capo del governo al Senato: al lavoro per l'app di tracciamento sarà solo su base volontaria, senza penalizzazioni per chi non la scaricherà. Ed è come possiamo dire, la notizia che ieri sera avevamo anticipato con la lettura del Corriere.it di ieri sera, che diceva appunto che la app non avrebbe penalizzato nessuno. Qualche riga per quanto riguarda l'intervento di Giuseppe Conte: l'obbligo di indossare mascherine e il distanziamento sociale dovranno essere mantenuti, seppure con alcune modifiche, fino a che non ci saranno vaccino o terapie efficaci. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella sua informativa al Senato. Il Premier ha inserito il provvedimento in una lista di 5 punti che sintetizzano il piano di risposta sanitaria predisposto dal governo. Quindi il vaccino come spartiacque per il modo di vivere. Il fatto è, mi hanno spiegato, come fai a farti un vaccino? E questa è la cosa che può essere, speriamo che gli inglesi abbiano fatto qualcosa, o comunque, perché se è vero, però mi dovete scusare, io certe volte forse le cose non le so, ma io vado ai principi di quello che mi spiegano. Se è vero che il vaccino è una piccola cosa che ti inoculano dentro per crearti
degli anticorpi a quella malattia, sintetizzo, è facile fidarsi di chi uno che ti fa il vaccino e ti crea e ti inietta qualcosa come polmonite? Cioè io francamente sarei un po' attento a una cosa del genere, perché non ho mai capito se i vari vaccini, può darsi che li abbiano fatti, quindi ammetto la mia ignoranza, per la SARS e quelle altre sono stati fatti e sono stati efficaci. Però sentire che uno, come mi hanno detto brutalmente, sì, ti provoca la polmonite, cioè forse me l'hanno detta troppo grossa, staremo a vedere. Comunque sembra che il vaccino sia lo spartiacque, secondo il governo, secondo il Premier Conte, per poter avere una vita normale. Speriamo che venga fatto nella miglior maniera possibile. Andiamo a Gorizia con il piccolo. Qua c'è un testimone, una testimone. Gorizia, rincorrono i figlioletti usciti per gioco in strada, multati. I genitori, intervengono 3 pattuglie della polizia locale infliggendo una sanzione di 300 euro. Testimone oculare Manuela Botteghi, già candidata sindaca per il Movimento 5 Stelle, mamma e papà trattati come pericolosi delinquenti. Sicuramente ci sarà stato un malinteso per queste cose. E poi ancora cosa si prova fisicamente quando si è infettati da coronavirus, lo dicevamo prima, dal contagio alla guarigione. Andiamo a vedere se ci sono ultime notizie per quanto riguarda questa serata. Noi siamo in diretta, per quanto abbiamo ancora qualche minuto, sì, 2-3 minuti li abbiamo. Abbiamo alcune cose, notizie di sport. Via Cavani per il Paris Saint-Germain c'è Benzema, e poi l'ANSA pubblica la storia, sindaca infermiera, non siamo eroi. Questa è la pagina dell'ANSA dell'Emilia Romagna. Non siamo, la sindaca torna infermiera, non siamo eroi. In corsia la prima cittadina di Galeata, Forlì Cesena. Il suo nome era nelle graduatorie per infermiere della Ausi Romagna, e quando è stato richiamata in servizio per l'emergenza sanitaria dovuta al nuovo coronavirus non ha potuto dire di no, ma non vuole essere definita eroina. Elisa Deo, sindaca di Galeata, paese di 2500 anime sull'Appennino goriziano della Romagna forlivese, ha indossato di nuovo la casacca da infermiera ed è tornata in corsia all'ospedale, in effetti, di Santa Sofia. Eroi sindaci e infermieri lo sono sempre, non soltanto adesso, nel pieno di questa emergenza. Riminese, classe 82, figlia di 2 anni e mezzo, rieletta nel 2018 col centro-sinistra alla guida del comune. Forlivese, Elisa Deo è anche presidente dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Queste sono quelle belle notizie che ti dicono che c'è ancora un po' di umanità, a dire la verità, ce n'è sempre, però insomma. Dunque abbiamo il Messaggero che neanche un minuto fa ha portato avanti la risposta è uno dei punti che avevamo letto prima per quanto riguarda il virus ancora sugli oggetti di plastica a metallo, ed è la risposta arriva dall'Als Global, una delle grandi compagnie di testing mondiali. È di un minuto fa diciamo, la risposta, presente in 65 paesi con 350 sedi e più di 15.000 collaboratori. L'azienda ha 2 sedi anche in Italia, a Orcenico Inferiore di Zoppola, nel Pordenonese, e Bologna. I 2 laboratori hanno sviluppato, in accordo con la letteratura internazionale e in linea con le indicazioni dell'OMS, un metodo per la rilevazione, presenza o assenza di Covid-19 sulle superfici. I risultati del test vengono forniti dopo 48-72 ore. Il virus è ancora negli oggetti di plastica, metallo sulle superfici, scoprilo con un semplice test. Questa è una notizia interessante che è stata messa, diciamo, un quarto d'ora fa, ma è stata pubblicata 2 minuti fa. Per quanto riguarda altre notizie degne di nota, per quanto riguarda la prima pagina, abbiamo Dagospia,
che di solito dà delle botte che sono clamorose. Poi abbiamo, no, ma non so, il giornale.it, il virus Bertolaso, il virus non è stato sconfitto, gli errori ora sono fatali, e il Corriere.it di svariate ore fa della giornata, però ve la segnalo perché è una cosa che mi fa un po' ridere o no, questa non l'ho capita, però ve la segnalo perché Donald Trump, secondo Trump c'è un motivo se l'Italia è stata colpita dal coronavirus di altri paesi, e centrano i voli aerei. Perché l'Italia, in particolare la Lombardia, sono state colpite dall'epidemia? Donald Trump ha una spiegazione fin qui inedita. È di oggi questa spiegazione. Perché l'Italia, in particolare la Lombardia, sono state colpite dall'epidemia? Donald Trump ha una spiegazione fin qui inedita, l'ha offerta ieri sera nel briefing con i giornalisti della Casa Bianca, e dice: nel nostro paese, in particolare il leader USA ha proseguito: l'Italia è stata colpita duramente, parlo spesso con il loro premier, un mio grande amico, ma noi sappiamo che molti cinesi dovevano concludere affari con noi, sono andati invece in Italia per cercare un'alternativa. È possibile che appunto praticamente Donald Trump dà la motivazione di questi cinesi che sono andati in Italia. È possibile? Certamente non si è ancora capito quanti cittadini del grande paese asiatico siano comunque arrivati negli USA triangolando i voli con altri scali internazionali per questo, e questo naturalmente potrebbe essere accaduto in Italia. C'è un dato sicuramente che il presidente Trump ignora: il suo grande amico, tra virgolette, Giuseppe Conte, ha annunciato la sospensione dei collegamenti con la Cina esattamente nello stesso giorno, il 31 gennaio 2020, che sapete è una delle teorie per cui non c'è stato il controllo dei viaggi, perché se uno che dalla Cina doveva rientrare in Italia si è visto il volo bloccato, che ne so, a Malpensa o a Fiumicino o a Caselle, ha preso per, che ne so, Düsseldorf, e poi da lì è venuto a casa attraverso i confini in auto, in treno, roba del genere. Quindi in questo caso Donald Trump gli manca qualcosina, però come possiamo dire, ha detto la stessa cosa che tanti cinesi, ma ovviamente lo dice per il discorso della guerra che c'è tra Stati Uniti e Cina, tenta di denigrare alcune posizioni cinesi. Sembra che Donald Trump ce l'abbia con l'Italia perché l'Italia si sta dimostrando, almeno si dice, un po' più filo cinese del solito. Quindi staremo a vedere. Mi pare che non abbiamo altro, vediamo se c'è ancora qualcosa da trovare fuori come ultimissima notizia, ma proprio ultimissima, ancora per quanto riguarda il test di resistenza sul ponte di San Benedetto Po. Non si passa fino a venerdì sera, ma questo era tratto dalla Gazzetta di Mantova. Andiamo a vedere liberoquotidiano.it. Meloni: non so se siamo cicale o formiche, ma in Unione Europea sono sanguisughe. Questa è di 2 minuti fa dell'agenzia Vista. La Meloni ha detto che è una cosa del genere. Anzi, 2 minuti fa il Libero Quotidiano ha pubblicato un altro articolo completo per quanto riguarda l'Unione Europea e l'onorevole Meloni. Ve lo mostro perché è interessante anche come spiegazione. Meloni: l'UE è un grande banco dei pegni. Meloni è un grande banco dei pegni, l'intervento alla Camera della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in occasione dell'informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sia un banco dei pegni? Beh, penso che il MES, giocando su certe cose come la Grecia, che ci ha rimesso tanto, si sa anche che una volta che entri nel MES non esiste il MES, come si dice, light. Sì, il MES è un trattato di prima importanza e quindi va onorato. Se non cambiano per scritto, io non credo, personalmente, non credo che le cose cambino, o cambiano per scritto, prima cambiano e poi firmi qualcosa se ti va, se no, se non c'è nessun
No, se questo debito primario che chi firma il MES ha un debito primario, cioè praticamente bisogna ritornare i soldi prima a lui e poi alle fabbriche, poi questo, poi quest'altro. L'importanza è questo, è per questo che la Grecia ha fatto la fine che ha fatto in realtà. E quindi di conseguenza, prima di parlare di MES, mi dovete scusare, io sono un po'... no, non peraltro, ma non mi fido di queste situazioni dopo quello che hanno detto i primi tempi, la Lagarde, la von der Leyen. Non lo so, mi dà tanto che questa benedetta Europa, non quella degli Altiero Spinelli, eccetera, eccetera, che viene sempre, però se un giorno ve lo riporto, vi scriverò, vi mostrerò quello che scrisse Altiero Spinelli all'inizio del suo libro, perché mi fece pensare quella volta. Oh, abbiamo finito per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Sì, siamo arrivati a 20 minuti, abbiamo parlato anche tanto, non c'è più niente, facciamo l'ultimo salto a vedere se c'è una notizia degna di nota come ultimissima. No, però si parla di dal sussidiario.net. Claudio Baglioni, duetto con Laura Pausini su Avrai, la canzone più bella per un figlio. E parleremo di questo duetto di Baglioni con Laura Pausini. È tutto per Parliamone di sera, una serie di articoli raccolti dai siti web locali del Friuli Venezia Giulia e anche nazionali. Noi ci vediamo domani mattina alle 10 di mattina per Parliamone, il telegiornale dei giornali del Friuli Venezia Giulia, e vi ricordo alla sera alle 22 la versione serale di Parliamone. Buonanotte, sogni d'oro.